Volantini per dire che cosa? Per dire no alle grandi opere e no al consumo di suolo. E poi per invitare la gente a venire? Venire a Venezia il giorno 30 di questo mese alla manifestazione che si terrà a Venezia alla stazione Santa Lucia. Ma risponderà Zaia su questo? Risponderà, se non risponderà lui, risponderà la sua coscienza un giorno. No alle grandi opere, ma no anche alle piccole opere, quelle che cominciano il 15 di agosto e non vanno avanti. No, sono le opere che non servono, che non dobbiamo fare. Ma io mi riferivo alla piccola opera dell'abbattimento dei tigli in via Piove. Quella dell'abbattimento dei tigli se la potevano tranquillamente risparmiare, perché oggi abbiamo bisogno di alberi e non di tagliare gli alberi, ma qua evidentemente c'è qualcuno che ha poca sensibilità. Si vogliono far morire tutti quanti nello smog, perché lo smog fa bene per certe persone, fa bene ai portafogli. Ascolta, ma hanno fatto l'abbattimento dei tigli in pieno Ferragosto. Adesso sono trascorsi 90 giorni e non si vede che vogliano continuare quei lavori. Perché adesso stanno prolificando i germogli degli aumenti di quel comprato là, quindi più aspetto più crescono i soldi, no? Gli alberi sporcavano per terra perché hanno anche le foglie gli alberi. Parliamo della Romea commerciale, se si mettesse a posto la Romea esistente, la si mettesse in sicurezza, non ci sarebbe il bisogno di spendere altri 10 miliardi di euro per fare un'opera che comunque andrebbe a distruggere l'ambiente e il tessuto sociale e l'economia di molte zone che vanno da Orte a Venezia. Basti pensare solo qui in Riviera del Brenta che è previsto un tunnel di 4 km che dovrebbe passare tra località Cesare Musatti e Dolo, che passerebbe sotto il fiume Brenta e si innesterebbe sull'autostrada esistente. Pare che le grandi e le piccole opere siano accomunate da un elemento comune, la pratica del tangentismo. Ormai è una prassi in Italia, diciamo che l'unico modo per cercare di uscire fuori da questa alla fine patologia italiana è cercare in tutti i modi di partecipare, di informarsi e cercare in qualche modo di rendersi conto che da questa crisi si esce con più politica, nel senso la politica buona, non la politica quella che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni, per il semplice fatto che in questo momento di crisi ci potrebbe essere una rinascita come ci potrebbe essere un affossamento definitivo. Della democrazia e della partecipazione, esattamente, dei principi costituzionali quindi. Esattamente, i cittadini alla fine sono le sentinelle. Praticamente l'unica soluzione di questa crisi, oltre ad essere una crisi economica, è una crisi politica, nel senso che comunque la gente deve pensare che non si può più delegare e deve cominciare nel suo piccolo. Lo so che ognuno ha i propri problemi, lo so che ognuno ha i propri impegni, però nel suo piccolo deve cominciare a capire che la cosa pubblica è cosa pubblica perché è di tutti.